Ciao a tutti ragazzi, sono Vincenzo dei Fortnite Night e oggi parleremo di come ottenere il codice creatore dalla Epic Games, come mantenerlo e soprattutto eventualmente come modificarlo qualora quello che vi crea in automatico la Epic non vi piace. Bene ragazzi, perché abbiamo pensato di creare per voi questo video? Può sembrare banale, può sembrare stupido, ma molti non sanno né come ottenere l'account creatore, il tag creatore, perdonatemi, insomma, con la Epic Games, soprattutto non sanno quali sono le condizioni per mantenerlo e non sanno eventualmente come modificarlo. In realtà è molto semplice, ma bisogna seguire alcuni passaggi. Andiamo subito a vedere. Bene ragazzi, prima di partire con la spiegazione, volevo semplicemente dirvi eventualmente dove seguirci. Se vi piace questo video, magari iscrivetevi al canale e cliccate mi piace e ovviamente eventualmente commentate se avete bisogno di qualche altra informazione sia su questa cosa o su qualsiasi altra cosa che possa riguardare la Epic Games o altro, non ci sono problemi. Ci potete seguire eventualmente anche su Twitch e eventualmente anche su TikTok con ovviamente sempre il nome è sempre Fortnapoli Night. Bene ragazzi, andiamo finalmente a vedere. Insomma, qui abbiamo, come vi dicevo, il sito dell'Epic Games sulla sezione di supporto a un creatore. Qua chiaramente c'è la mia dashboard, insomma, come vedete ho appena iniziato, ho solo 60 centesimi di guadagno, ma vi ripeto, ho iniziato veramente da poco perché nonostante io abbia il codice creatore da oltre un mese e mezzo, per vari problemi ho dovuto aspettare per poi fare il cambio di nome perché il nome che mi avevano scelto non mi piaceva. Andiamo nelle informazioni così ci capiamo. Ecco qui, programma supporta un creatore, chiaramente candidati, crea e condividi e guadagna. Andiamo a vedere le varie fasi. Chiaramente, ragazzi, che cos'è il programma supporta un creatore? Penso lo sappiate ormai tutti, il programma supporta un creatore è quel programma che ti crea appunto questo tag creatore che i vostri iscritti, i vostri follower, i vostri fan, chiamateli come un po' preferite, possono utilizzare quando acquistano all'interno dei giochi tipo Fortnite, Rocket League o qualsiasi altro gioco della Epic Games, chiaramente. E dal momento che loro utilizzano il vostro codice creatore, voi andrete a guadagnare dei soldi, che andremo a vedere dopo quanti soldi sono. Quindi ragazzi, come si può presentare la domanda? Chiaramente come molto semplicemente, ovviamente andate sul sito e vi sarà data la possibilità, su questo sito vi sarà data la possibilità di presentare la domanda. Quali sono le condizioni? Chiaramente ragazzi, le condizioni sono quelle che andiamo a vedere, guardate, vi faccio vedere direttamente in impostazioni, qui c'è il mio tag creatore, codice creatore che è Fort Napoli, mi raccomando, insomma, se vi fa piacere potete utilizzarlo e sarei molto felice. Chiaramente per ottenere, quindi passiamo al primo step del nostro video, per ottenere il codice creatore, ovviamente c'è bisogno che uno dei nostri account abbia account social, che può essere YouTube, Twitch, Facebook, VK, Twitter o Instagram, abbia un determinato numero di iscritti o follower. Per quanto riguarda, per esempio, quello che siamo riusciti a fare noi con i Fortnapoli Night, siamo arrivati a oltre 1300, in realtà siamo già a 1400, 1402 iscritti su YouTube e quindi siamo riusciti ad ottenere il codice creatore. Just a moment. Quindi ragazzi, questo è il primo step da fare. Ovviamente dovete creare un canale YouTube, un canale Twitch, una pagina Facebook, una pagina Instagram e raggiungere chiaramente un determinato numero di iscritti o follower per ottenere il vostro codice creatore. Dal momento che raggiungete quindi il vostro obiettivo sui social, andrete quindi su questo sito, come già vi ho detto, sul sito dell'Epic Games, supporta un creatore. Io adesso sono nelle impostazioni e comparirà anche a voi nelle impostazioni chiaramente la possibilità di collegare il vostro canale e quindi poi seguire tutto il processo per ottenere il vostro codice creatore che vi verrà dato in realtà, insomma, se è tutto a posto, in pochissimo tempo. Una volta fatto questo passaggio, quindi, verrà generato il nostro codice creatore. Come viene generato il nostro codice creatore? Purtroppo, e dico veramente purtroppo, la Epic Games genera il nostro codice creatore in maniera totalmente automatica. Quindi, come è capitato per esempio a me,
io ho l'account Epic Games con scritto Bad Photo, nonostante addirittura per farvi capire sulla PlayStation io mi chiami Bass Photo, ma in automatico la Epic ha preso il nome di quell'account e l'ha utilizzato per creare il mio codice creatore, cosa che chiaramente a me non andava assolutamente bene perché avendo un canale YouTube Fortnite Night, chiaramente è completamente diverso dal mio canale e i ragazzi, i fan, che, insomma i follower che ci seguono, le persone che ci seguono e che ci conoscono come Fortnite Night non avrebbero mai riconosciuto il codice creatore Bad Photo o comunque sarebbe stato molto strano che io come Fortnite Night dia un codice creatore che sia Bad Photo e quindi non proprio conforme al nome del canale. Quindi purtroppo questo è diciamo una delle cose che mi è piaciuta di meno in questo senso perché viene generato automaticamente e dopo andremo a vedere eventualmente come si cambia, cosa che io sono chiaramente riuscito a fare come avete visto. Praticamente viene generato quindi automaticamente, il codice creatore non può avere dei caratteri speciali tipo trattino basso, il trattino e il punto, insomma sono tutte cose che non si possono fare, possono essere pochi caratteri al massimo seguiti dai nomi. Chiaramente, come vi stavo dicendo, io ho dovuto modificarlo, ma voi, insomma, se ho dovuto modificarlo il codice creatore perché non intendevo ovviamente cambiare il mio nome su Epic Games e quindi sugli account insomma, con cui gioco, ma se per voi non è un problema, potete modificarlo in qualcosa più adeguato per il codice creatore e chiaramente quando sarà creato, insomma, lo avrete già disponibile. Il codice creatore, dopo vedremo, vi ripeto, come andrà, come si può modificare. In ogni caso potete modificarlo una sola volta all'anno. Allora, in che modo si guadagna denaro, ragazzi, con il codice creatore? È spiegato esplicitamente qui, ovviamente, nel caso di Fortnite, che è il gioco che, per esempio, nel caso mio, nel caso nostro di Fortnite, ovviamente utilizziamo, si guadagna il 5% del valore degli acquisti delle persone che utilizzano il codice creatore dell'account. E si applica sia ai V-Buck, quindi qualsiasi cosa si acquista tramite i V-Buck, il 5% del valore dei V-Buck vi viene dato chiaramente come guadagno e si applica bene o male alla maggior parte delle offerte acquistabili in denaro, quindi qualsiasi cosa si può acquistare anche proprio direttamente con i soldi dallo shop di Fortnite, il 5% se è disponibile l'utilizzo del codice creatore, il 5% vi viene dato a voi in denaro. Chiaramente il link del codice creatore, il nome, potete condividerlo ovunque per promuovere chiaramente insomma, il fatto di averlo e che i vostri fan possono utilizzarlo. Indipendentemente dal gioco, chiaramente per quanto riguarda il codice creatore, ragazzi, i supporters, i fan possono decidere di supportare un codice creatore diverso in qualsiasi momento. Cioè non è che se io ho il codice creatore e un mio fan, un mio amico, diciamo un mio amico lo utilizza e quindi lo inserisce nel gioco, rimane permanentemente e non può cambiarlo e quindi qualsiasi acquisto fa poi supporta solo me. Il codice creatore rimane valido per 14 giorni, quindi dopo 14 giorni in automatico si disattiva il codice creatore e bisogna eventualmente reinserirlo. Questa cosa è molto importante e soprattutto in qualsiasi momento un qualsiasi supporter può decidere se supportare quel creatore o se eventualmente cambiare il codice e quindi supportarne un altro. Chi può partecipare? Chiaramente produttori, streamer, narratori, come sta scritto qui, ci sono queste condizioni di cui io vi ho elencato solo una condizione prima. Chiaramente bisogna avere almeno 13 anni, ragazzi, oppure 14 se si risiede in Corea del Sud, ma credo che molti di voi non risiedano in Corea del Sud, almeno quelli che ci seguono. Almeno 13 anni. Chiaramente ci sono tantissimi ragazzini e ragazzi molto molto giovani che giocano anche a Fortnite, ma nonostante magari possono avere tutti i requisiti, bisogna avere anche una certa età, insomma, perché stiamo parlando ovviamente di soldi. Un minimo di 1000 follower, come vi dicevo, follower iscritti su YouTube, Twitch, Twitter, Facebook, Instagram o VK. Bisogna accettare l'accordo per i creatori, quindi se si è maggiorenni lo si può fare per se stessi, se si è minorenni
c'è bisogno chiaramente di un legale rappresentante, quale può essere chiaramente un genitore o un parente stretto. Bisogna accettare ovviamente le linee guida che vi consiglio in ogni caso di leggere per la creazione dei contenuti, perché può sembrare semplice, ma ci sono tantissime linee guida da rispettare, e i pagamenti possono essere ricevuti dalla piattaforma di Hyperwallet, che anche questa è una cosa molto molto importante da fare perché altrimenti non potete ricevere i vostri soldi guadagnati per il codice creatore. Perfetto ragazzi, quindi queste sono ovviamente le condizioni per partecipare. Questo tag creatore, questo codice creatore ci renderà ricchi? Assolutamente no ragazzi, nel senso non vi aspettate, come sta scritto qui, la Epic ci tiene a specificarlo, non vi aspettate somme di denaro impressionanti. Stiamo parlando del 5%, quindi per farvi capire, qui ve lo scrive chiaramente la Epic, se i vostri sostenitori spendono 50.000 V-Buck, ragazzi, 50.000, non 2 o 300, ma 50.000 V-Buck nel gioco, si andranno a guadagnare 25 dollari, che poi sappiamo che per quanto riguarda l'Italia o in generale l'Europa, col cambio dell'euro sono ancora di meno. Quindi per andare proprio nell'esempio anche a livello economico, a livello di denaro, all'Epic Game Store, se i sostenitori spenderanno 100 dollari, come ci scrive qua, noi ne guadagneremo 5. Quindi, ripeto ragazzi, ovviamente è bello e fantastico ottenere il tag creatore per avere questa opportunità di guadagno, ma non vi aspettate, diciamo, enormi quantità di guadagno. Bene, ragazzi, quindi quando riceverò i pagamenti? Quando si ricevono i pagamenti? Bisogna, come abbiamo detto prima, creare prima un account per wallet e poi bisogna ottenere 100 dollari in un periodo di 12 mesi consecutivi. Questo significa che se non si raggiunge la quota, i pagamenti verranno azzerati, non si riceverà niente. E non solo, bisogna stare molto attenti e cercare di sponsorizzare alla grande il proprio codice creatore perché se non si raggiungono i 100 dollari nei primi 12 mesi, insomma, in cui si ha l'account creatore, il tag creatore, perdonatemi, il nostro tag creatore, il nostro account verrà chiuso. Quindi il nostro codice creatore non esisterà più, quindi questa cosa è molto molto importante. Beh, ragazzi, vabbè, la Epic poi ci dà chiaramente qualche consiglio per divulgare il nostro codice creatore. Ovviamente, insomma, può sembrare sciocco, ma magari se ve lo andate a leggere è sempre buono. Chiaramente, ragazzi, al momento che si ha un codice creatore bisogna scriverlo praticamente sempre, ovunque e dappertutto, proprio per cercare, insomma, di sponsorizzarlo al meglio e cercare di, come dire, indurre le persone far capire ai propri fan che se viene utilizzato il codice creatore, insomma, per il supporter, insomma, per il creator, per noi, insomma, streamer è veramente fondamentale perché ci aiutano a continuare questo lavoro. Per qualsiasi problema o domanda ti invitiamo a visitare la pagina di assistenza, che adesso noi ci andremo. Perché ci andremo, ragazzi? Perché andremo nell'assistenza delle Epic Games? Perché, come vi ho detto, se dal momento che il vostro nome su Epic Games vi piace e non volete assolutamente cambiarlo per, diciamo, inserire un codice creatore corretto che magari si colleghi direttamente al vostro canale YouTube o qualsiasi sia il vostro canale social, perché magari l'avete creato con un nome diverso, ovviamente per cambiare il vostro codice creatore bisogna andare a fare la richiesta all'assistenza. Prima di fare questa cosa, che adesso vi spiegherò come bisognerà fare, vi consiglio di andare a completare l'account Hyperwallet che adesso io vi farò vedere. Hyperwallet Epic Games, oh, qua avevo sbagliato, Epic Games Pay, welcome, Hyperwallet. Chiaramente qui bisogna fare l'accesso, ecco qua. Ecco qua ragazzi, vabbè, questo è il mio account Hyperwallet, chiaramente c'è il mio numero di conto bancario perché ovviamente non viene visualizzato e bisogna andare, chiaramente seguire delle istruzioni, bisogna completare tutti i passaggi, inserire il metodo di pagamento e tutto perché se non fate questo non potete fare nient'altro, nemmeno cambiare il vostro codice creatore. Dal momento quindi che avete fatto questo, possiamo chiudere tranquillamente, andiamo ad aprire l'assistenza che chiaramente insomma troviamo in un'altra pagina. Nonostante la Epic cerchi
in qualche modo di darvi informazioni senza contattarli, in questo caso non potete fare altro che contattare l'assistenza andando giù e quindi facendo contattaci. Vi uscirà questa ovviamente schermata, qui lasciate il vostro nome Epic tranquillamente, mettete un'email in cui preferite ricevere eventualmente la risposta. La piattaforma non è necessario, ma io eventualmente l'ho inserita che gioco da PS4 e poi andate a descrivere il vostro problema. Chiaramente, magari facciamo una prova insieme adesso, ve lo scrivo. Chiaramente io ho scritto salve, quando ho mandato le mail ho scritto, no, si è tolto, ok, ho scritto salve, vi contatto in merito al mio account, al mio codice creatore, poiché vorrei chiedervi di sostituirlo, punto, anzi due punti, di sostituirlo con due punti. A questo punto, ragazzi, è molto importante dare attenzione, eccole qua, 2 e 3. È molto importante dare tre opzioni di scelta all'Epic Games per due motivi. Il primo è che se non gliene date tre, la vostra email praticamente non viene considerata e vi risponderanno che per ovviamente chiedere il codice creatore, chiedere il cambio di codice creatore, gli dovete dare tre possibili opzioni, chiaramente mettendo come prima quella che voi preferite, quella che io ho messo per esempio per il mio Fort Napoli. Poi magari andate a mettere per dire, io mi pare Fortnite 92 e poi ho messo tipo Fortnite, insomma queste erano le mie tre opzioni se non erro. Una volta fatto questo, chiaramente ringraziate tutto e inviate le mail. Ragazzi, vi assicuro che l'assistenza della Epic è molto efficiente, mi hanno risposto in un brevissimo tempo, chiedendomi prima cosa, vi chiederanno una verifica tramite mail, quindi le mail che c'è nel vostro account Epic Games dovete conoscerla, dovete poter avere accesso, poiché bisognerà cliccare sul link per confermare chiaramente la vostra identità. A quel punto vi verrà chiesto se avete completato l'account per wallet, come vi dissi, perché altrimenti se non l'avete completato loro non procedono con la modifica e poi vi verrà detto se la prima scelta che avete inserito nella scrittura delle mail per il cambio viene accettata. Nel caso mio, per esempio, Fortanapoli era assolutamente disponibile e quindi loro mi hanno scritto che la prima opzione era disponibile e mi hanno chiesto conferma se procedere con il cambio, poiché chiaramente, come vi ho detto in precedenza, l'account creatore non può essere cambiato più di una volta in un anno. Chiaramente a quel punto io ho detto che andava bene, che potevano procedere e, ripeto, veramente in brevissimo tempo mi hanno cambiato l'account autore. Il codice creatore, perdonate ragazzi. E niente ragazzi, quindi questo è quanto. Ovviamente se avete domande scrivetele assolutamente nei commenti, se avete bisogno di qualsiasi altra spiegazione riguardante Epic Games, Fortnite o altro, insomma chiedetela sempre nei commenti e noi ci vediamo presto. Ciao!